con le quali abbiamo detto per tanti anni che siamo... L'UDC riparte. Il dopo Totò Cuffaro è cominciato nel segno di Calogero Firetto, nuovo segretario provinciale di Agrigento, eletto per acclamazione al termine del congresso provinciale all'Hotel De Pini. I lavori sono stati presieduti tra gli altri dall'onorevole Mauro Libè e con la partecipazione del senatore e coordinatore regionale dell'UDC Giampiero D'Alia. Al congresso sono intervenuti anche i sindaci di Agrigento, Realmonte e Campobello di Licata. In sala anche alcuni rappresentanti di altri schieramenti politici, come ad esempio l'MPA, per avallare l'alleanza provinciale. Durante il dibattito, incentrato soprattutto sulle prossime tornate elettorali, il capogruppo al Senato D'Alia ha speso parole d'elogio per il sindaco di Porto Empedocle Firetto, ha confermato la candidatura a sindaco di Agrigento di Marco Zambuto e ha bacchettato pubblicamente il presidente della provincia Eugenio Dorsi, chiedendone anche le dimissioni. Noi abbiamo un sindaco uscente che è un esponente autorevole dell'UDC ed è chiaro che lo riproporremo agli elettori e lo vogliamo fare insieme all'alleanza del Terzo Polo. Ma come ha detto lo stesso Zambuto, se ci sono soluzioni migliori, i progetti vengono prima delle persone. Credo che questo sia un atto di grande disponibilità e di grande correttezza. Ci aspettiamo lo stesso anche dai nostri alleati, a cominciare dal Movimento per l'Autonomia, che in questa provincia non può fare alleanze diverse da quelle del Terzo Polo, per cui noi riteniamo che il Presidente Dorsi, se non ritira i suoi attacchi alla magistratura per le vicende che lo hanno riguardato e dalle quali sarà certamente estraneo, deve dimettersi e comunque non può fare alleanze politiche con forze che non stanno nel Terzo Polo come Forza del Sud. Elezione a sindaco di Agrigento, lei ha detto che Zambuto sarà il vostro candidato, dunque non farete le primarie? Ma noi non siamo un partito che ha mai fatto primarie in vita sua e mai ne farà. Che le primarie sono il fallimento della politica, i partiti si devono assumere la responsabilità delle scelte e non devono trincerarsi dietro l'alibi delle primarie perché sono incapaci, soprattutto i loro leader, di fare delle scelte. Per lei questa nomina cosa rappresenta, cosa vuol dire? Guardi, io ho avuto, come ho confidato ai miei amici, quando Cesa, Casini, D'Alia pensarono di assegnarmi questo compito, ho avuto anche un momento di riflessione, perché l'aver vissuto una stagione esaltante nella mia città sul piano amministrativo, che mi aveva portato ad avere questo rapporto diretto con l'elettorato, con la gente, pensavo che questo allontanamento che vige nella politica e quindi una mia corresponsabilità da questo punto di vista potesse in qualche misura offuscare ciò che avevo realizzato. Ma credo anch'io invece che attraverso la politica si trovano le risposte alle questioni sociali. Del resto io credo che altre vie non ce ne sono. È un congresso importante per la nascita del Terzo Polo, che oggi rappresenta una grande speranza per i moderati, per i laici, per i cattolici, un grande centro di aggregazione che serve all'Italia per tenere in piedi l'Italia. In un momento di grande difficoltà servono punti di riferimento stabili e questi li dobbiamo riuscire a realizzare in Italia, in Sicilia, nella provincia di Agrigento, con tutte le difficoltà che ci sono nei rapporti con gli alleati, ma non c'è dubbio che dinanzi a un progetto politico importante non può esserci qualunque personalismo che va a ostacolare la realizzazione del progetto.